Un cordiale saluto, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto e ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione live dal Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio Comunale di Udine ha bocciato ieri sera la proposta di concedere la cittadinanza onoraria al portiere del Milan, Mike Maignan, offeso con ingiurie razziste durante la partita contro l'Udinese al Friuli il 20 gennaio scorso. Per far passare la proposta non erano sufficienti i voti della sola maggioranza, ma occorrevano i 3/4 dei voti dell'intero Consiglio Comunale. La minoranza di centrodestra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo, ricordiamo, di un'amministrazione comunale di centro-sinistra. Il comune di Trieste, Siram Veolia, operatore leader in Italia nei servizi di efficienza energetica, hanno siglato un accordo di partenariato pubblico-privato, un Energy Performance Contract della durata di 15 anni per supportare il comune verso gli obiettivi di decarbonizzazione europei che richiedono di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e raggiungere il net zero entro il 2050, aumentando l'efficienza energetica, ricorrendo alle fonti rinnovabili e preparando il territorio alle sfide climatiche. Si tratta di un piano di ammodernamento e di efficientamento dei servizi energetici, termici ed elettrici di 250 edifici della città, tra cui scuole primarie, asili, musei, biblioteche, uffici e altri immobili pubblici, e poi nuovi impianti fotovoltaici, rifacimento di coperture e l'installazione di 20.000 nuovi apparecchi illuminati per ridurre il consumo, oltre alla sostituzione dei sistemi di termoregolarizzazione e telecontrollo. Alla luce dei risultati generali ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti di aprile un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 500 milioni, pari al tesoretto rimasto dopo le acquisizioni, da avviare già entro il 2024 senza aspettare la fine del piano nel 2025, una volta ricevute tutte le autorizzazioni, evidenziando l'impegno alla remunerazione degli azionisti e la sicurezza riguardo la posizione di cassa e di capitale del gruppo. Lo si legge nella nota diffusa in occasione dell'Investor Day. Il precedente buyback risale al 2022. Chiudiamo qui questa edizione live, le altre notizie come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.